Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo a Catania Fioi e guardate la chicca comendiana ragazzi, è la prima volta che lo uso quindi se faccio cagate scusate. Vai, passeggeri e bagagli. Ora, scusate se non ho registrato, ho fatto un casino con Flight Simulator, ho dovuto reinstallarlo ragazzi, installare 100.000 giga, ho dovuto togliere delle cose perché avevo tanti scenari, diciamo, free, mettiamola così, che mi hanno veramente creato dei problemi grandissimi, praticamente anche a 20.000 piedi, 25.000 piedi laggava. Ok, i passeggeri sono entrati e stanno caricando i bagagli e, e quindi ho dovuto rifare tutto e quindi adesso tutti diciamo i scenari che ho comprato, che comunque sono tantini perché ne ho comprati 11 più tutti i vari add-ons, Orbs, Ultimate Terrain come dicono quelli bravi. E niente ragazzi, scusatemi se sono un po' stanco perché ci ho fatto 2 giorni per installare tutto devastanti. Devo dire che ci sono due features importantissime che però non si vedono. Una sono le cloche della Cytec X52, stupenda, quella con con lo schermetto digitale, fantastica, e soprattutto il tablet con praticamente un'applicazione che mi permette di vedere il GPS dal tablet. È una figata incredibile con addirittura il traffico della CPU. Stupendo veramente. Guarda che bello, stiamo caricando i bagagli. Ci facciamo una panoramica. Possiamo mirare l'Etna. Guardiamo, ecco l'Etna ragazzi. Tempo è sereno per fortuna. Qua l'aeroporto di Catania. Sono chicche queste devastanti, però sono super chicche queste. Ok, i bagagli sono pronti. Perfetto, okay, stanno andando via. Chiudiamo anche le porte dei bagagli. Perfetto, che lo fa il nostro programmino che ha detto vabbè quanto in mezzo, guardate che figata ragazzi, guardate che figata. Eccolo qua tutto in automatico e si gode. Stupendo. Meravigliao raga, meravigliao. Sono pronti a fare un bel rollaggio di quelli proprio comendiani. Tanto è arrivato un bel aereo qua perché ecco, la cosa di Ultimate Traffic è questa, che dopo si mette l'aereo della giornata. Mi sono dimenticato i rumori delle persone che entrano a bordo, che parlano in inglese, fantastico. E vabbè, prossimo video mettiamo anche questo. E bravo Cuba. Adesso io devo rullare. Siamo con l'Airbus A320 della Lufthansa, dobbiamo rullare sulla pista, girare e poi partire per così. Bellissimo anche il tablet tutto in tempo reale, è fantastico. Per esempio l'aereo che abbiamo davanti era no, non ha ancora un percorso IFR, quindi non posso dire dove andare. Vabbè. Pazienza. Vabbè, raga, ci ribecchiamo tra. Ragazzi, siamo pronti. E andiamo, primo volo con il tablet e primo volo con la manetta. Sarò curioso dell'atterraggio. Catania, Monaco, ragazzi. Ho scelto Catania perché me l'avete chiesto in tanti. Praga non avevo voglia anche perché l'avevo già fatta. Era vai di Monaco, abbiamo anche l'aeroporto ufficiale a Monaco, quindi si gode. E niente, si ricomincia. Comunque farò un video anche con la web così da vedere un po' la postazione comendiana. È più bella la postazione del pilota perché chiaramente non sono un esperto, raga, lo sapete. Dai, raga, pompiamola. Salutiamo la bella Catania. E andiamo. Siamo lentini ancora, eh? Catroia, vedi, sono fuori allenamento, fioi. Alzati, porco. Manco male. Vai, raga, siamo partiti. Ecco l'Etna davanti a noi. Siamo in virata. E si gode, ragazzi. E si gode. Tempo positivo, tempo sereno. Comunque, questo è importante. Sono le 7:50, mi sembra. Vai, che siamo in salita. Ecco l'aeroporto di Catania. Perfetto. Molto bene. Vai, stiamo lasciando la Sicilia, ragazzi.
Eccoci qua, con il nostro Lufthansa bello gasato. E vai verso il mare. È un volo di 2 ore, sì, un po' meno, però lo arrotondiamo a 2 ore con il rollaggio e tutto. Oh, chiaramente ricordo sempre che scattina un po' perché siamo con XSplit, quindi un programma già pesante su un gioco vecchio. Quindi è normale, ragazzi. Ho dovuto togliere anche delle robe, è veramente un calvario sto gioco. Veramente. Ragazzi, stiamo sorvolando a Napoli, eccoci qua. Mancano 500 miglia, 2,40 livello di volo e si gode, fioi. Sto qua un po' testando ancora la cloche, il tablet, un po' tutto, quindi fioi è un volo diciamo un po' di assestamento, ecco. Vediamo un po'. Eccoci qua. Quindi quando metti la visuale esterna con il programma di registrazione fa fatica, ogni tanto ci sono quei microscatti che spaccano le balle, ma a voi non ve ne frega niente, lo so. Siamo proprio sopra Sorrento, ragazzi. Adesso col tablet non posso sbagliare. Siamo proprio Sorrento qua. Che fighette. Pompei. Non so che margini di errore. eh, Se c'è un margine d'errore di che percentuale in sto tablet, in sto programma Android. Però secondo me ci azzecca abbastanza. Ho cambiato anche le texture del cielo. Ecco l'aeroporto di Napoli. Stiamo proprio sorvolando Naples. Guarda, c'è anche Gonzalo Higuain con Belen. Meravigliosi. Questo dettaglio ha un costo a livello di FPS. Che però dai, tiene alla fine. Tutti quei video super fluidi sono straeditati, impossibile. Anche con il computer della NASA, anche perché comunque il mio PC, insomma, è abbastanza potente, eh. Stiamo sorvolando Venezia. Ormai manca mezz'oretta e siamo arrivati a Monaco. Il tempo dal radar non dà freddo, sì, meno 2 gradi, però insomma, nessuna precipitazione. E niente, il volo sta procedendo tranquillamente. Tutto regolare. Il nostro bel Lufthansa sta dominando le scene. Ma guardatelo che fiero, guardatelo, guardate. Un bomberone. E qua c'è Venice dove c'è la freccetta. La mia e dolce Venice. "75 miglia, stiamo iniziando l'inesorabile discesa, raga. Perché è inesorabile. Tra le Alpi. Meno male che c'è bel tempo, ragazzi. Se speriamo bene con la cloche, fiore atterraggio, prevedo vaneggi biblici, anche perché non so se ho impostato bene il freno. Sinceramente, vabbè, speriamo. Madonna che vento, c'è un sacco di vento. Mamma mia. Discesa 7000, fioi. Vai come. Oddio, stai zitto, porco. Dai, 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 dai. Dai, vecchio come. Dai che siamo giusti. Siamo corti, chi lo sa. Togliamo il piloto automatico. Togliamo tutto. Abbassiamoci. Siamo veloci. Siamo veloci, cazzo. Ah, fallito in pieno, ragazzi. Fallito. Ah. Boh, ci hai aperto le porte, ma com'è possibile?
Dai, come? Devo un po' imparare, ragazzi. È un po' ufficiale il discorso. Ho staccato un po' prima perché stavo arrivando praticamente a fine pista. Devo un attimo riprendere la mano con la cloche, ragazzi. È abbastanza dura, so cazzi per il cume. La cosa è abbastanza ufficiale. E niente, ragazzi, dai. Spero. Insomma, faccio un po' di voli da solo per imparare meglio tutti i tasti e le robe della cloche. Qua stiamo portando, come si dice, stiamo prendendo i bagagli, siamo a Monaco. Eccoci qua. Però che sboccia, fio, io non posso fare ste cappelle, dai. Stavo a finire la pista, se ne stava. Cioè, la pista era finita, il cume era ancora là. Mamma mia, quanto ho rischiato, raga. Vedi che stiamo tirando fuori i bagagli. Un po' preoccupati i passeggeri, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Con queste immagini, un saluto del comandante veneziano. E... Da questo video comincio in maniera ufficiale, anche se le ho già fatte magari con le vostre tappe. La tappa che mi piace di più di quelle che commentate sarà scelta. Quindi ecco, anche se l'ho già fatta, ecco, magari cerchiamo di non ripetere le stesse date sulla playlist del Cume, così da vedere un po' i vari viaggi, cercare di non farla sempre, insomma, sempre le stesse tappe, perché sennò è una rottura di coglioni. Ok, raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!